Se il governo vuole mettere una pezza sul disastro delle due banche, lo può fare solo il 4 d'ottobre ed è per questo che è l'ultimo giorno. Noi al governo abbiamo fatto delle proposte dicendo: primo, la revocatoria per gli 80.000 soci che hanno transato non deve essere fatta, deve essere messa in sicurezza. I 60 milioni per i casi sociali li devono trovare subito, i 200 milioni che sono rimasti dalla transazione possono essere utilizzati per transazioni individuali, ma soprattutto un fondo vittime da reato bancario che può essere istituito da questo governo subito dai 2 miliardi dei conti dormienti che Banca Italia ha già versato sui conti dello Stato. Quindi se c'è la volontà politica, il 4 di ottobre si risolve il problema. Tutti i 205.000 soci delle due banche hanno il diritto e il dovere di andare a Roma a pretendere. Abbiamo indetto la giornata nazionale del risparmio tradito, va restituito come d'articolo 47 della Costituzione, quindi è un dovere. Chi pensa e spera che che si risolva il problema come ha proposto il governo con i crediti deteriorati, no, non è possibile, perché i crediti deteriorati, se anche dovesse rimanere qualcosa, che non resterà niente, vanno ad Atlante, che è il socio che ha il 99,7%. Il 4 ottobre, se non venite, è stato portato via tutto e chi non viene accetta che gli sia stato portato via il portafoglio.